MDN Veneto incontra Alessandro Gennari, benvenuto. Grazie a MDN per questa possibilità, felice di essere qui con voi. Allora, direi che in questo collegamento oggi Alessandro Gennari le vuole suonare, è giusto? No. Sei appoggiato su un pianoforte, direi che il tema è calzante. Infatti. Allora, Gennari, volevi fare 4 chiacchiere a proposito della Fondazione Arena, di ciò che sta accadendo a Verona, o mi sbaglio? Sì, la cosa curiosa è che riscontrando alcune anomalie delle quali ho chiesto numi ai diretti interessati, cioè la soprintendenza, i vertici, in realtà poi è scoppiato un caso che ha del nazionale, perché le cose vanno dette per quello che sono, ovvero è scoppiato un primo caso a Torino. Non stiamo parlando di pandemia, stiamo parlando di musica, stiamo parlando di opera. Questo mondo che nel nostro immaginario collettivo è fatto di velluti, di stucchi, di luoghi meravigliosi e di classe, di parterre con persone importanti, ricordiamo Callas, Onassis, insomma queste cose. Questa è la nostra tradizione e la nostra cultura. Bene, è scoppiato un primo caso a Torino perché la nostra sindaca ha commesso l'errore di nominare una persona che sembra un filibustiere, che avrebbe accettato delle mazzette da parte di un agente o da parte di alcuni artisti, insomma l'inchiesta è in corso, e quindi accusato di concussione, corruzione, abuso d'ufficio, una sequela interminabile di ipotesi di reato. E quando ho letto il nome dell'agente mi è subito schizzata la mosca al naso, perché la stessa agenzia so che lavora in Fondazione Arena, e quindi vado a vedere i tabulati facendo un lavoro veramente duro, Certosino, direbbe qualcuno, certosino, perché è stato proprio da frate, nel senso ci siamo messi io e i miei collaboratori e persone che mi hanno aiutato in questo lungo percorso a confrontare un cartellone di un anno col cartellone dell'anno successivo, accoppiare i nomi e vedere in quali agenzie lavorano. Ebbene, è venuto fuori un dato allarmante, perché 2 agenzie rispetto alle oltre 40 che collaborano con Fondazione Arena coprono il 52% del fabbisogno degli artisti. Praticamente 2 agenzie procurano la metà del comparto artistico che serve all'Arena. Sono più di 400 cantanti che in totale servono all'Arena, sono quasi 400, la metà è divisa tra due teatri. Questa cosa l'ho denunciata, in questo ho avuto praticamente il richiamo sulla stampa nazionale, e sono venute fuori una serie di sorprese. Perché a questo primo articolo si è allacciato una medesima interrogazione che ho consigliato di fare alla mia collega La Rocca a Venezia, e anche la Fenice. I nomi delle agenzie sono più o meno sempre gli stessi, e anche alla Fenice abbiamo notato questa anomalia. Adesso sono venuti fuori articoli sulla Repubblica, sulla Stampa, e ci auguriamo che l'inchiesta di Torino si allarghi. Ma questo non vuole essere un j'accuse politico verso la sovrintendenza attuale, lungi da me. Io voglio solo tutelare il buon nome dell'Arena e la tradizione secolare che questa rappresenta. Il mio sogno, e penso il sogno di tutti noi veronesi, con l'indotto che porta, parliamo di 600 milioni di euro di indotto, cioè vuol dire che la città e la provincia lavorano grazie a Fondazione Arena. Forse questo va ricordato, perché molte volte se lo si dimentica. Ecco, per tutelare questo, il mio sogno è ritornare ai fasti di un tempo, o utilizzare gli strumenti che ci sono oggi per avere un'arena ancora più grande, ancora più mondiale. Purtroppo la politica locale, e questo è un paradigma che possiamo mettere in tutti i comuni in cui c'è un teatro, è trattata come il paesello ai tempi di Don Camillo, no? La sovrintendente del partito che tiene su anche la mia maggioranza, ma sì, mettiamoci questo perché tutto sommato ci ha lavorato qualche anno in teatro, eccetera eccetera. Cosa succede? Che si perdono grandi occasioni, si perde l'opportunità di utilizzare le piattaforme streaming come Netflix, Amazon Prime, Sky, opere in esclusiva che durante questa pandemia potevamo vendere, un po' come, ecco, torniamo alla nostra passione, Gennaro, che è la musica, no? Ti ricordi i Pink Floyd che fecero quel concerto live in Pompei completamente vuoto? Se ne parla ancora, no? Come no? I Pink Floyd sono stati forse la più grande opera di marketing, oltre alla qualità musicale, che la musica abbia conosciuto, la musica leggera. Ecco, noi potevamo fare una Ida ad Arena vuota e far parlare di Verona in tutto il mondo.
e secondo me ne avrebbero parlato anche su Marte, visto che Elon Musk manda i razzi lassù. Ecco, quindi sono queste le chance che abbiamo a disposizione e che non siamo in grado di cogliere. Perché? Perché le persone che sono al vertice delle nostre fondazioni, Arena in primis, perché parliamo di Verona, non sono manager, sono funzionari pubblici, sono ex cantanti, sono persone che per carità hanno una loro visione, ma non è una visione manageriale, pertanto vanno a mendicare la carità pubblica, quindi il comune con i suoi contributi, la regione con i suoi contributi, lo Stato con il Fondo Unico per lo Spettacolo, ma si limitano a quello, non fanno accordi. Potrebbe essere questa l'occasione per poter suggerire che magari ci vorrebbero due figure, perché ovviamente la figura artistica ha una linea sicuramente diversa da quella del manager che si occupa principalmente della parte più economica, ma magari una connessione tra artistico e finanziario potrebbe trovare una strategia positiva. Ma guarda Gennaro, per dirla come la penso io personalmente, a Torino è stato fatto un grande errore. Avevano la grande opportunità di avere come sovrintendente Giancarlo Del Monaco. Non credo di dovertelo presentare. Ecco, figlio di Mario, con oltre 40 anni di esperienza nella regia operistica. Quindi secondo me la figura ideale come sovrintendente dovrebbe essere un regista affiancato da un direttore generale che è un direttore marketing di altissimo livello, in grado di fare un'azione sinergica per creare un contenitore di eccellenza che da solo richiama il grande artista, richiama il grande pubblico, e soprattutto quando questo non si può fare per motivi, come abbiamo adesso, di povertà economica, spendere furbescamente, passami questo termine, in parterre. Se io pago il viaggio e l'hotel a un grande nome di Hollywood e faccio una campagna stampa dicendo guardate c'è Brad Pitt che viene in arena, resterà una settimana a Verona, gli faremo vedere le cantine della Policella, gli faremo assaporare il gusto del nostro Veneto, della terra scaligera, eccetera. Cioè tutto il mondo rivolgerà gli occhi a Verona, anche se il soprano che in quel momento canta è il più scarso sulla piazza. Ma se io faccio questa operazione, oggi sono povero di denari, ma in 2 anni richiamo questo parterre, dopo tra 2 anni saranno i migliori cantanti a voler venirsi a esibire qua, un po' come l'Arena ha già il suo grande nome da spendere, quindi sarebbe da... Poi io dico un'altra cosa, abbiamo la fortuna di avere un sito archeologico più vecchio del Colosseo, completamente utilizzabile, e non facciamo grandi spettacoli. Allora facciamo delle stagioni che durino un mese, ma facciamo 4 spettacoli che sono straordinari, con non so, la regia di Ritorno al cinema, una Ida firmata Spielberg, una Carmen firmata Tim Burton. Se uno come il sovrintendente è stato fatto, ripeto, un grande errore. Mettiamo che domani avessimo un sovrintendente come Del Monaco. Del Monaco chiama a Los Angeles l'agente di Tim Burton e dice io voglio fare questo, ti do carta bianca, e dopo vediamo che cosa ne viene fuori. Io credo che nessun regista al mondo ti dirà mai di no. Fate conto che in arena ospitiamo Muccino e ospitiamo Ozpetek, quindi non vedo perché cambiare paese, andare negli Stati Uniti possa essere una visione utopica da parte mia, o semplicemente guardo più in là, getto il cuore oltre l'ostacolo e poi si affrontano gli ostacoli man mano che arrivano. Per cui è una forma endemica, cioè fate conto che le difficoltà che Fondazione sta attraversando oggi vanno al di là delle mere difficoltà pandemiche a cui si vuole dare la colpa a tutti i costi. Noi abbiamo un'orchestra ridotta al minimo, non vengono rinnovati, toccati i contratti dal 1999, e non solo, ma siccome sono pochi vengono amplificati, quindi un pubblico non saprebbe riconoscere la differenza tra uno Stradivari e un Cinciullai qualsiasi di fabbricazione dubbia, ecco, magari contenente qualche... Mi hai fatto venire in mente insomma, un altro argomento. A fronte diciamo di ciò che è accaduto, le maestranze che reazione hanno avuto? Beh, le maestranze di Fondazione Arena hanno fatto un duro jacuzzi in Consiglio Comunale, che tra l'altro ricalca molto quel comunicato stampa che è uscito il 5 di luglio da parte delle maestranze artistiche del Teatro La Fenice, che dichiarano apertamente che sono sotto a delle gestioni non in grado di capire la valenza. Molte volte ne sa di più l'orchestrale che non il sovrintendente di musica. Non è il caso fortunatamente di Verona, perché Cecilia Gasdia ha una grande esperienza in campo musicale e mi auguro che sia al di sopra
a livello culturale delle maestranze, anche se gli studi sono i medesimi, quindi non voglio nuocere a nessuno, però insomma ci si auspica che il sovrintendente ne sappia, come si dice in gergo giovanile, a pacchi di musica, di opera lirica. Per cui io ritengo che ci sia un parallelismo che ci fa capire quanto questo malcostume o malagestio sia un sistema che imperversa un po' in tutti i principali teatri d'Italia. È una bomba che mi è esplosa tra le mani, Gennaro, io Gennaro, te lo dico perché è un problema che stanno attraversando tutti i teatri, e purtroppo le istituzioni carenti e ignoranti dal punto di vista proprio di cultura di questo settore non riescono a vedere, non riescono a capire l'enorme potenziale inespresso che hanno i nostri teatri e le enormi difficoltà che attraversano. Io ti faccio un esempio. Luca Zaia ha dato contributo alla Fenice e all'Arena di Verona per 640.000 euro l'anno cada uno, ogni teatro, senza distinguo di sbigliettamento. Cioè la Fenice non è l'Arena. L'Arena fa 20.000 posti, la Fenice ne fa molti meno. Il San Carlo di Napoli, visto che sto parlando con un napoletano, quindi così dicono. Così dicono. Ecco, il San Carlo di Napoli, visto che noi del nord siamo più evoluti secondo qualche leghista, riceve il solo San Carlo 10.700.000 euro di contributo dalla regione. Forse qualcuno investe in cultura e qualcun altro invece in cultura non ci vuole investire manco un euro. Fai conto che Zaia voleva regalare 300.000 euro di contributo per l'attività venatoria, quindi 300.000 euro ai cacciatori, 640.000 a tutta l'Arena di Verona. È una misura che non funziona, ma potrei fartene mille di esempi. Guardiamo della regione Piemonte, governata da un altro leghista, 2,7 milioni di euro alla cultura. Sardegna 8 milioni e mezzo. La nostra regione Veneto, che dovrebbe essere eccellenza di qua, eccellenza di là, mangiatori di ciliegie vari, 1.200.000 euro. Io credo che solo questo gridi vergogna. D'accordo Alessandro, allora ci hai fatto un bel panorama esaustivo, insomma, della questione che è stata sollevata da questo problema che riguarda la Fondazione Arena. Noi restiamo attenti alla possibilità di avere ulteriori notizie da parte tua e da qualcun altro, insomma, che vuole interagire con la nostra redazione per avere ulteriori sviluppi, per assistere a ulteriori sviluppi in modo da poter centrare sempre meglio la problematica della cultura e di quanto le istituzioni possano o meno investire in questa direzione. Gennaro, permettimi un'ultima conclusione, una chiosa finale, perché ritengo che l'autorevolezza di un movimento politico si manifesti anche attraverso l'ammissione dei propri sbagli. E quindi adesso parlerò male del Movimento 5 Stelle, sì, purtroppo dovrò fare questo. No, è una chiosa finale che è doverosa. Chiara Appendino a Torino aveva scelto due nomi da presentare alla sovrintendenza del Regio. Uno è William Graziosi, che tutti hanno conosciuto per l'inchiesta del Reggio, e l'altro era appunto Giancarlo Del Monaco, che ho già nominato in questa intervista. Credo che da nome del Movimento 5 Stelle, nel mio piccolo, debba delle scuse al maestro Del Monaco, perché lì abbiamo fatto un grosso errore, e a nome del movimento, per quello che può contare a livello locale, io porgo le scuse da parte del movimento al maestro Giancarlo Del Monaco, che poteva essere una grande occasione per Torino, e spero che lo sia in futuro per un grande teatro nazionale. Tutto qua. Va bene. Ti fa onore il fatto, insomma, di fare ammenda rispetto a certe scelte. D'accordo, grazie allora Alessandro, e risentirci alla prossima occasione per parlare di Grazie a te e MDN. Buona musica. Anche a te. Mayday, Mayday, I've been shot, Mayday.